Treviso si colloca al 18° posto nella classifica 2023 delle province più sportive d'Italia. Scende di 8 posti dal 2022, anno in cui l'ha vista entrare nelle prime 10 posizioni. Dati che arrivano dall'indagine condotta da PTS per il Sole 24 Ore. 4 le categorie su cui si è basato lo studio: strutture sportive, sport individuali, di squadra e sport e società. Categorie che hanno tenuto conto di organizzazione di grandi eventi, numero di tesserati alle società, risultati, sport paralimpico, turismo sportivo, scuole di formazioni e investimenti su tutto il comparto dedicato al benessere e l'attività fisica. Treviso crolla dunque, ma resta la seconda provincia del Veneto per indice di sportività, prima Vicenza che è sesta a livello nazionale. Subito dopo Belluno al 22° posto, Padova al 25°, Verona al 31°, Venezia al 35° e infine Rovigo all'80°. Classifica che arriva alla vigilia dell'ormai tradizionale Camminata per la Vita, prevista per domenica 17 settembre, un evento in cui lo sport diventa sinonimo di inclusione e socialità. Lo sport ha fatto parte della mia vita e mi ha insegnato molto, oltre appunto al sacrificio, alla sconfitta, ma poi a sapersi rialzare e ripartire. Insegnamenti che solo lo sport sa dare e che in una giornata dedicata riesce a mettere insieme persone di tutte le età, dai bambini agli anziani, grazie alle associazioni e ai tanti volontari che rendono possibile l'evento. Si scopre il territorio, si scoprono dei giochi, delle attività, è un modo per stare assieme ed è anche un messaggio proprio sociale e questo a noi ci teniamo tanto. Un percorso di 4-10 km liberamente accessibile che attraversa tutta la città e che si conclude alla riserva naturale del Parco dello Storga. Il ricavato dell'iscrizione e del costo del cestino picnic sarà devoluto in beneficenza ad associazioni che si occupano di ricerca e cura di gravi patologie pediatriche e di aiuto psicologico, come per esempio Fondazione Città della Speranza e il Filo di Simo. Lo sport è il punto di forza, che è un qualcosa di sano ancora in un mondo un po' così, per cui noi raccogliamo tutte queste persone che credono in questi valori.